Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Uindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane in trasferta. Siamo a Berlino, alla Fruit Logistica, la più importante fiera mondiale dell'ortofrutta. 80 paesi che espongono qui le proprie merci, ma siamo qui perché? Per raccontare un progetto d'eccellenza, il primo in Italia, ovvero quello che vede i consorzi dei radicchi veneti IGP, ben 3, quello di Treviso, quello di Chioggia e quello di Verona, mettersi insieme e creare un nuovo consorzio di secondo livello. Perché? Beh, lo chiediamo a Paolo Manzan, che è un po' il portavoce, ma poi sentiremo anche gli altri presidenti. Manzan, allora, l'idea qual è? C'è questa unione, c'è questo consorzio, il primo consorzio in Italia, ricordo, il primo consorzio in Italia di secondo livello che raggruppa in questo caso 3 consorzi. Il mio, chiaramente il consorzio del radicchio di Treviso e variegato di Castelfranco, il consorzio di Verona, il consorzio del radicchio di Verona e il consorzio del radicchio di Chioggia. C'è un po' uno slogan, no? Insieme per valorizzare le nostre differenze, perché sappiamo sono 5 i radicchi che rappresentate e non sempre il consumatore sa identificarli, e anche per dare certezze al mercato e per avere una voce più importante, immagino. Ognuno ha la propria tipicità in questi prodotti. È chiaro che abbiamo anche delle esigenze ben precise a livello di mercati, a livello di valorizzazione, una condivisione poi delle esperienze che hanno, come nel mio caso il Consorzio del Radicchio, che ha già una storia nei confronti degli altri consorzi che sono più giovani, quindi ecco, condivisione, sinergia delle risorse, presentarci a mercati diversi e uniti, come si dice, si vince, e poi anche una razionalizzazione dei costi di gestione dei consorzi, appunto. In questo periodo dove ovviamente le risorse sono sempre meno e bisogna magari tante volte anche razionalizzarne l'utilizzo. Manzano, una stretta di mano, ci guardiamo insieme questo servizio di Cronache Trevigiane e poi ancora qui da Berlino, dalla Fruit Logistic, anche con qualche particolarità. L'agricoltura veneta guarda al futuro con l'ottimismo di un comparto forte, consapevole dei propri mezzi e pronto a cogliere le opportunità della politica comunitaria. Con questo spirito si è conclusa la conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. Oltre 4 mesi di lavori coordinati da Regione Veneto e Veneto Agricoltura, per giocare d'anticipo sulle prospettive dell'agricoltura europea e coltivare l'entusiasmo di un settore in piena crescita. Alla Fiera di Padova l'atto conclusivo di questo lungo percorso, culminato con la stesura di un'agenda delle priorità strategiche regionali. Non un documento anticrisi come spiega l'assessore Manzato, ma un programma che punta a continuità e innovazione. Il problema che noi volevamo affrontare e abbiamo costruito è il futuro, la prospettiva di medio-lungo termine, quindi una visione strategica della Regione Veneto che venga percepita in maniera molto rapida dall'imprenditore, perché poi possa mettere a disposizione dello stesso gli strumenti finanziari e anche normativi per essere competitivi nei prossimi anni. 6 seminari, un sito internet ad hoc, decine di documenti di approfondimento pubblicati. Molte le iniziative che hanno segnato il cammino della conferenza. Il Veneto, garantisce Paolo Pizzolato, è preparato alla svolta della PAC del 2013. Adesso si tratta di trovare coraggio e la forza di poter imporre la nostra volontà, ma soprattutto, ripeto, la nostra cultura agricola che da tanto tempo sta cercando di trovare spazio per fare in maniera che le nostre imprese abbiano il reddito dovuto, ma soprattutto la sicurezza dei posti di lavoro. Questo è un mondo completamente nuovo da riscoprire, dove tanti giovani dovrebbero rivolgersi, per cui futuro ce n'è. Per il mondo agricolo, afferma Paolo Povellato, è il momento di affrontare con coraggio la sfida del cambiamento. La sfida del cambiamento significa per gli operatori privati saper cogliere le opportunità che ci sono e che stanno venendo avanti malgrado le difficoltà della crisi economica recente, e la sfida del cambiamento riguarda anche l'operatore pubblico, quindi governare il cambiamento. Gli imprenditori veneti, sostiene Giorgio Piazza, sono pronti a raccogliere questa sfida. Noi ci siamo come agricoltori, ci siamo come Coldiretti, abbiamo un progetto, quello della filiera agricola italiana, che è già e sarà uno strumento importante
per dare questo tipo di risposte di recupero di valore e di reddito che gli agricoltori si aspettano. Ancora Fruit Logistica, quindi Berlino, per raccontarvi di questo progetto, 3 IGP del Veneto, dei radicchi del Veneto, Treviso, Chioggia e Verona, insieme per costituire un consorzio, un super consorzio di secondo livello e unire le forze per tanti motivi, dicevamo, e abbiamo qui proprio il presidente Patrizio Garbin, il presidente del consorzio del radicchio di Chioggia. Allora, ma ci sono rivalità tra questi radicchi? Non ci possono essere, perché ognuno ha un prodotto che è diverso. Il consumatore, se sceglie di mangiare un Treviso, non guarderà sicuramente il Chioggia. E da qui la scelta quindi di mettersi insieme e di creare qualcosa anche di nuovo. Questa è un'innovazione guardata anche da Regione Veneto con grande interesse. Sì, diciamo che Regione Veneto ci ha sostenuto molto nell'iniziativa. E la cosa è partita poi da molti anni, infatti proprio qui a Berlino praticamente, quando che con l'ex direttore di Treviso, Luca Giavi, si era già pensato a fare un'unione dei consorzi praticamente. La novità è questa, finalmente il sogno diventa realtà. Diciamo che si è concretizzata, perché ormai una firma nostra privata l'abbiamo già messa tra di noi. Prossima mossa sarà la presentazione e la firma in Regione Veneto. Dobbiamo fissare il giorno, però già abbiamo i contatti per farlo. Presidente, grazie per tutte queste novità. Noi nel corso di questa puntata andremo a sentire anche gli altri colleghi e se riusciamo daremo voce anche all'assessore Conte, che è qui proprio a Berlino, quindi ci guardiamo assieme questo servizio di cronache trevigiane e tra poco di nuovo dalla Fruit Logistica. Ascotrade è la società del gruppo Ascopiave divenuta punto di riferimento del territorio per la fornitura di gas, energia elettrica e pannelli fotovoltaici. Questo grazie al servizio reso per rispondere ad ogni esigenza energetica con tariffe trasparenti e competitive e con una diffusa presenza di sportelli. Ascotrade è un'azienda di eccellenza della nostra terra che da oltre 50 anni vede impegnata la società municipalizzata locale a favorire il processo economico e sociale della popolazione ed oggi conta oltre 350.000 clienti distribuiti in tutte le regioni del nord Italia. Un'azienda che è cresciuta grazie ai cittadini e agli imprenditori che hanno riposto in essa la loro fiducia. Aderire alle offerte di Ascotrade significa raggiungere subito 2 risultati: avere un servizio personalizzato in base alle singole esigenze e risparmiare sulle tariffe. Tutto questo supportato dalla garanzia di un'azienda locale a fianco della gente per ogni necessità. Per ridurre le spese di riscaldamento è importante abbassare le tapparelle appena si fa buio. In questo modo si riduce la dispersione di calore mantenendo in casa una temperatura confortevole. Il vino di oggi è un Prosecco di Valdobbiadene di OCG, denominazione di origine controllata e garantita. L'azienda è l'azienda Bortolin Angelo Spumanti. Il vino di oggi è uno spumante brut, questo significa che ha un residuo zuccherino basso, ma certamente lo troveremo in equilibrio con una propria morbidezza. Il colore è certamente tipico di questo vitigno, il vitigno Prosecco, il vitigno che oggi chiamiamo Glera. Questo giallo paglierino con questi bagliori anche un po' verdolini presenti. Presente è anche questa effervescenza leggera, presente, fina e persistente. Al naso riconosciamo i sentori tipici di questo vino, questi sentori certamente legati al mondo della frutta come può essere la mela, la pera in particolare. Belle anche queste note un po' muschiate, vegetali finali. E questa rosa bianca, bella questa nota. Proviamolo in bocca. In bocca è certamente sapido, presente, persistente, lunga questa nota di acidità, ma
morbido. Quindi, come dicevamo, certamente un vino secco ma morbido. Bella questa sua persistenza. Direi un vino importante, equilibrato, certamente armonico, che potremmo abbinarlo certamente a dei piatti primi importanti o antipasti importanti. Evviva! Oggi vi presento un vino dell'azienda agricola Andreola di Col San Martino. È un Valdobbiadene Prosecco superiore millesimato, per come dire che proviene da una stessa vendemmia, ma nello stesso tempo è anche proveniente da uve selezionate. Il vitigno di provenienza è totalmente glera. Alla vista è giallo paglierino intenso, con delle bollicine che salgono velocemente in superficie, fini, persistenti e anche numerose, brillante come valore. Il naso è ricco di frutta matura, la mela, la pera, la pesca bianca, la pesca gialla, ma in ogni caso si notano anche queste reazioni alla mineralità che ci portano alla fragranza e alla franchezza di questo tipo. Gusto abboccato, gusto pieno, piacevole la sua mineralità, come del resto mantenuto da una ottima freschezza. Piacevole la persistenza legata anche a una intensità gusto-olfattiva interessante. Direi equilibrato ed armonico. Lo abbinerei con dei crostacei o con degli spaghetti alle vongole per servirlo a una temperatura dai 7 ai 9 gradi. Dalla Fruit Logistica di Berlino vi stiamo raccontando la nascita di questo super consorzio dei Radicchi Veneti GP, però c'è un'altra considerazione: i mercati stanno recependo il nuovo packaging, la frutta, la verdura deve essere confezionata, deve essere protetta, ma soprattutto c'è la quarta gamma e la quinta gamma. La quarta gamma sostanzialmente comprende una gamma di prodotti precotti, dove il consumatore finale, la nostra casalinga, può tranquillamente acquistarli e con una semplice riscaldata in pentola o nel forno sono direttamente fruibili, praticamente consumabili. Poi c'è anche il prodotto con i condimenti all'interno e quindi c'è tutta un'evoluzione verso il consumatore in tal senso. Ma è evidente che le esigenze di oggi, le esigenze moderne sono completamente cambiate. Rispetto a un consumo di prodotto fresco che rimane importante, assume via via nel tempo e soprattutto in certi paesi dell'Europa un consumo più immediato. Quindi l'esigenza di avere dei prodotti già lavati, già pronti, che è appunto la quarta gamma, sempre nel fresco, oppure la quinta gamma di prodotti precotti, le patate, le verdure in generale. Vari minestroni, addirittura si va verso la sesta gamma, che è quella di minestroni cotti, di salse, di frullati di verdura. E quindi qui alla Fruit Logistica oggi possiamo proprio vedere, perché proposto non solo a livello nazionale ma dai paesi più avanzati dal punto di vista dell'ortofrutta, della logistica, del packaging, veramente una gamma di prodotto e di servizio di cui dobbiamo tener conto come produttori ortofrutticoli veneti e trevigiani. Quindi veramente l'invito è quello di approfondire questi temi e metterci in rete, sfruttando un po' anche quello che è la collaborazione delle nostre istituzioni della regione, affinché possiamo come produttori ottenere un maggior valore aggiunto dai nostri prodotti. Bene, grazie allora a Denis Susanna. L'avvertimento quindi: continuiamo a fare ricerca e innovazione per essere competitivi nei mercati, perché anche i nuovi paesi, i paesi emergenti, sono davvero ormai all'avanguardia anche su questi prodotti. Ci fermiamo qui, una piccola pausa, poi ancora Radicchi Veneti, GP insieme dalla Fruit Logistica di Berlino. A tra poco.